ma il giorno dopo l'hanno svuotata completamente. Credo che il sindaco Zanonato possa raccontarci molto bene. Quindi questa è stata la nostra attività di proposte. Adesso la Camera riapre proprio domani, ci sarà una nuova stagione di proposte e di battaglie, perché siamo, credo, entrati in una fase nuova. Vedete che iniziano a esserci le proteste sui tetti. Significa che forse inizia a esserci il passaggio dalla fase della percezione individuale della crisi a quella collettiva. E temo che l'autunno sarà drammatico da questo punto di vista, perché iniziano a finire le casse integrazioni, finiscono regolarmente e lì, quando finisce la cassa integrazione, le ipotesi sono due: o rientri o sei licenziato, non c'è altro, e quello sarà il momento drammatico di verifica, se la nostra economia rivede la luce oppure no. E secondo, mi dicono che anche qui in Veneto, anche persone che avrebbero diritto alla cassa integrazione per altri mesi, non hanno più comunque la copertura economica e finanziaria per averla, la cassa integrazione. Quindi avremo la rivolta sociale dei cassaintegrati che non ricevono la cassa integrazione. Questo sarà un problema fondamentale, che chiaramente tocca una parte dei lavoratori italiani, anzi dei cassaintegrati italiani purtroppo, ma che nei prossimi mesi progressivamente toccherà sempre più persone, perché avremo quelli di ottobre, quelli di novembre, quelli di dicembre, quelli di gennaio, via via ogni mese sempre di più. Quindi una delle proposte che credo avanzeremo nelle prossime settimane sarà quella di estendere i tempi della cassa integrazione, perché se la crisi dura di più di quello che la cassa integrazione copre, noi dobbiamo essere sicuri che ai precari che non hanno più reddito non si aggiungano i cassaintegrati che non hanno più reddito. Un'altra piccola parentesi, poi credo che parleremo anche della scuola. Se lo Stato non cerca, non si fa carico di aiutare quelli che dal privato sono passati ad una situazione di mancanza di lavoro, che almeno non licenzi i precari della pubblica amministrazione e della scuola pubblica. Questo è stato un errore fondamentale. I precari della scuola licenziati non soltanto mettono in ginocchio la nostra scuola, ma soprattutto creano una disoccupazione di cui poi il governo comunque si dovrà fare in qualche modo carico, se non vuole che scoppi dal punto di vista economico e sociale la nostra società. Quindi questo è il pacchetto di cose che abbiamo già proposto e quello che penso su cui lavoreremo. Però c'è un altro aspetto che a volte ci scordiamo e che invece penso che sia fondamentale tenere a mente. Questa è una crisi economica, finanziaria, ma anche in qualche modo culturale. Viene da decenni, forse dopo la caduta del muro di Berlino, di ubriacatura mercatista, vorrei dire. Cioè dall'idea che le regole non servono, che la competizione può essere senza regole, appunto, senza controllo, senza limiti, e che vinca il migliore. E poi invece si è visto che il migliore non vince e che anzi la vita di ognuno di noi rischia di peggiorare molto in un contesto del genere. Io sono stata proprio qualche settimana fa negli Stati Uniti, dove la crisi è iniziata e dove ancora colpisce molto, e lì c'è una riflessione che sarebbe bene, credo, che partisse anche qui da noi, sul modello di sviluppo della nostra società. Cioè, se possiamo pensare che al di là delle misure economiche, finanziarie o anche strutturali di riforma del nostro modello economico, penso alle cose giuste che si dicevano, l'investimento sulle energie pulite, l'investimento sulla qualità, sull'innovazione, soprattutto in Italia, l'investimento sul turismo, vorrei dirvi, siamo in un paese meraviglioso che in tutto il resto del mondo sarebbe meta di pellegrinaggi turistici, qui forse potrebbe essere anche un po' più valorizzato. Comunque, al di là di questi ragionamenti, c'è anche un ragionamento sul come viviamo, su cosa è importante nella vita. Abbiamo passato gli ultimi 15-20 anni a pensare tutti, destra, sinistra, tutti, che in fondo quello che valeva era il successo, i soldi, la realizzazione. Forse la crisi può anche essere un'occasione per ripensare, primo, che il modello di sviluppo che abbiamo seguito fin qui non è sostenibile dal punto di vista del pianeta, e forse non è neanche sostenibile dal punto di vista delle nostre società e anche forse delle nostre vite. Forse può aiutarci anche a pensare che può esserci una nuova dimensione, forse più locale, forse più umana, forse più affettiva. Sono parole strane, lo so, per un dibattito politico, però la politica serve alla fine ad aiutare la vita delle persone, no? E delle comunità. E quindi penso che anche queste parole dovrebbero rientrare nel nostro lessico e pensare veramente alla qualità della vita delle persone, perché
non è soltanto una questione importante, io credo dal punto di vista morale o etico, è anche una questione importante dal punto di vista poi economico, perché se si dimenticano tutti questi aspetti qui si va a finire come purtroppo siamo finiti in quest'ultimo anno e mezzo.